Ormai, Bustiano, sono 2 mesetti, giusto? Forse qualcosa di più, già qui. Qui già quasi 2 mesi, appunto come stai dicendo, e non tutti contemporaneamente, comunque c'è un turno e ci sono alcuni che sono qui proprio sempre. Una delle tante situazioni che si sono verificate qui in Sardegna. Sì, questa segue a quella di Terrasegada, per esempio, ad altre che sono state lì nella zona di Villacidro, nel Sulcis, insomma, e comunque qui pensiamo che questa di Arborea sia la battaglia simbolo, perché se riusciamo a dare una risposta concreta qui riusciremo anche in altre occasioni. Adesso per esempio l'11 scade il precetto lì ad Ardara, nell'azienda Camboni, e saremo anche lì perché bisogna far capire alla gente che partecipa alle aste che comunque non conviene partecipare alle aste, che quelle sono aziende che sono in mano e in possesso di famiglie che per vari motivi, specialmente di carattere fiscale e vessatorio, sono andate in crisi e quindi essendo esecutate, insomma, alla fine poi sono state messe all'asta. Queste famiglie non bisogna mortificarle ulteriormente e colpirle ancora di più, ma bisogna aiutarle. Noi siamo qui per aiutarle e chiediamo a tutta la gente sarda che non partecipi alle aste e che anzi venga a fare i presidi per difendere quelli che in asta sono già andati. Solidarietà che comunque si è vista nel popolo sardo anche in altre situazioni, tipo nell'alluvione. Forse l'unica cosa che ha funzionato nella tragedia dell'alluvione è la solidarietà dei sardi, quindi noi siamo fortissimi in questo aspetto qua. È la caratteristica di questo popolo, che finché capitano delle occasioni in cui si è svincolato dalla politica, questo popolo reagisce in maniera unitaria, con una consapevolezza collettiva incredibile. L'abbiamo visto per esempio nel referendum del nucleare, che abbiamo dato un esempio a tutto il mondo. Cioè, questo popolo è intervenuto in massa come se fosse un'unica entità. L'abbiamo vista anche nella questione alluvione, appunto, che questo popolo si è sentito colpito nel suo intimo, nel suo territorio, e ha reagito in maniera collettiva perché ha sentito il problema come un problema che colpiva tutta la collettività. Finché siamo in quest'ambito, questo popolo reagisce. Quando poi andiamo nell'ambito politico hanno più presa quelle che sono state le incrostazioni introdotte dalla cultura politica italiana, che ha colonizzato la cultura politica sarda. E allora in queste ultime regionali, per esempio, avevamo un'occasione storica, quasi un dovere generazionale di dare un'offerta di governo ai sardi, diversa da quella fallimentare che è stata fatta fino ad oggi. Invece alcuni di noi, anche nell'ambito indipendentista, hanno preferito puntare ancora sul vecchio, cioè sul vecchio modello, quello del compromesso, quello del pensare che comunque si possa aggiustare, cioè del pensare che con la collaborazione, con un sistema fallimentare si riesca poi a produrre qualcosa di positivo. Cioè non abbiamo in quello ancora imparato la lezione. Ma il problema è che non si possono avere risultati diversi da quelli che si sono avuti fino ad oggi con quella politica vecchia. Sì, perché la possiamo chiamare anche sovranista, ma è uguale a quella indipendentista, cioè a quella autonomista. E che differenza c'è tra quelli che sono oggi con il PD e Mario Melis che era ieri con il PC? Non c'è nessuna differenza. Forse Mario Melis era in una posizione di vantaggio perché era presidente della regione e quindi praticamente comandava proprio la giunta, era in un posto in cui poteva veramente decidere. E invece i nostri amici oggi sono succursali, sono di aiuto, sono di collaborazione, servono per una mascheratura di quelle che sono le esigenze di questo. Questo gregge sardo ha bisogno di un pastore. Che dice Pietrino Soggi nell'ultimo libro che ha scritto, Sardegna tempo non aspetta tempo, in cui parla e dice: la Sardegna non ha un Mosè, non ha un Ulisse che guidi la nave nella giusta rotta, ma io non credo in questo. Io credo che la vera guida deve essere la collettività sarda. Io credo più nel cervello collettivo di un popolo, anche perché andare ad individuare un Ulisse e un Mosè ti perdi nella competizione tra i diversi Ulissi e i diversi Mosè. Qualcuno ha detto qui in Sardegna che i nostri leader
hanno un qualcosa di difettoso perché alcuni si sono autoproclamati. Sì, l'autoproclamazione del leader è un fenomeno storico comunque che si verifica non soltanto in Sardegna, insomma, perché il leader non è che uno si autoproclama soltanto e l'indomani è leader. Se nessuno che lo riconosce è inutile che si autoproclami, vuol dire che se oggi ci sono diversi leader vuol dire che qualcuno dietro ce l'hanno, insomma, che li segue, però noi siamo delle persone, cioè non siamo delle entità astratte e quindi siamo delle persone con i nostri limiti e le nostre, diciamo, debolezze, ed è chiaro che con questo bisogna fare i conti. Ecco perché conviene puntare più sul collettivo, sull'effetto collettivo, perché il cervello collettivo di un popolo non ha sfera personale. E quindi se si riesce a condividere, siano pochi punti, ma pochi punti fondamentali, per esempio, io dico, condividiamo per esempio la questione bandiera nazionale di questo mondo. Cioè, ed è un valore immenso, perché se noi andiamo a fare la graduatoria delle bandiere conosciute al mondo, la bandiera sarda è una di quelle tra quelle più conosciute. Ci siamo concentrati più che su politiche di costruzione sull'odio verso lo Stato italiano. Io penso che questa storia dell'odio sia una cosa, diciamo così, che è un'arma che ci è stata rivolta contro, che davvero da noi non è stata mai usata, come non è stata mai usata l'arma dell'isolamento. Sono gli altri che ci dicono che noi ci vogliamo isolare, ma non è così. Noi ci vogliamo liberare dalla gabbia per aprirci al mondo. Chi ci tiene isolati oggi dal mondo è lo Stato italiano. Perché noi non possiamo entrare in Europa perché ce lo impedisce la legge italiana, non possiamo entrare da sardi nel mondo perché c'è l'Italia che ci tiene all'interno della sua gabbietta. Ecco dove la nostra è liberazione, non è isolamento. Purtroppo però c'è ancora il concetto comune di dire vogliono isolare, vogliono ancora chiudersi nei nuraghi, magari con il ballo tondo e così, ma noi siamo fuori da questa sfera, noi siamo degli indipendentisti moderni, delle persone che vivono nella loro terra come qualsiasi altro cittadino in qualsiasi altra terra. Che però sappiamo quanto vale la nostra cultura e quanto valiamo noi se siamo sardi e quanto invece valiamo niente se siamo un'altra cosa.